alle 10 di ieri mattina, 1 agosto 2022, il signor Cappellaro riteneva, o meglio era presente al Camposanto per rendere l'ultimo saluto alla madre, o meglio credeva di aver reso l'ultimo saluto alla madre, in realtà poi nel pomeriggio ha dovuto recarsi prima dai carabinieri per deporre e per rispondere alle domande dei militari, e poi sempre nel pomeriggio ha dovuto recarsi nuovamente presso l'obitorio di Cittadella per il riconoscimento della salma di sua madre. Una giornata dolorosamente incredibile per due famiglie, un figlio che ha sepolto la madre il mattino, inconsapevole dello scambio, parenti e conoscenti che in obitorio si sono trovati davanti a una persona diversa da quella a lungo amata, quella accaduta nell'ospedale di Cittadella. Facciamo un passo indietro. Petronilla Signorini, 84 anni, di Tremignon di Piazzola, muore all'ospedale di Cittadella il 28 luglio scorso. Nello stesso giorno muore anche un ottantenne di San Giorgio delle Pertiche. Dopo il riconoscimento da parte del figlio, la signora Petronilla viene accompagnata ieri prima in chiesa, poi al Camposanto di Tremignon per la sepoltura. Tutto bene fino al pomeriggio, quando all'obitorio di Cittadella capiscono il tragico errore. I nostri assistiti comunque, ci aggiungiamo al loro invito, è quello di dimostrare o rammostrare a tutto il personale dell'obitorio dell'ospedale di Cittadella la massima solidarietà per quanto accaduto. Snoccioliamo solo preliminarmente un po' di cifre. A Cittadella sono operativi e lavorano presso l'obitorio cittadino due unità, quindi 2 lavoratori contro i 7 necrofori presenti presso l'ospedale di Schiavonia e i 4 necrofori presenti presso l'ospedale di Campo San Piero. Ammette l'errore l'ULSS 6 Euganea, che in un comunicato rende noto che all'obitorio dell'ospedale di Cittadella si è verificato uno scambio di feretro tra due persone decedute a poca distanza l'una dall'altra e annuncia l'avvio di un'indagine interna. Del fatto è stata informata l'autorità giudiziaria, che in queste ore ha dato nulla osta perché si proceda alla sepoltura di entrambe. Resta da parte delle famiglie e dell'azienda di pompe funebri coinvolta la necessità di fare chiarezza. Ieri abbiamo avuto 2 cerimonie funebri che di fatto sono state in qualche modo fortemente turbate. Usiamo questo termine. La prima celebrata e l'altra in fase di celebrazione. Quindi insomma, diciamo così che ritengo che comunque questa situazione meriti innanzitutto l'individuazione delle responsabilità e secondo me anche una formale scusa nei confronti di tutte le parti coinvolte.